sognando, delirando. Le gambe van da sole, ah, va, va. La strada sembra un fiume, chissà dove andrà. Neppure tu, ragazza, sai fermare la mia corsa. Nei tuoi occhi non c'è sincerità. Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando. Insieme! Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando. Tutti! Vagabondo, vagabondo, qualche santo mi guiderà. Ho venduto le mie scarpe per un miglio di libertà. Da soli non si vive, senza amore non morirò. Vagabondo, sto sognando, delirando. Ma bravo Enrico, però mi devi spiegare una cosa. Cosa? Innanzitutto buonasera. Buonasera Diamo a il tutti. numero di telefono che è il 348 80 40 Ciao 254. Elodie, ciao Ariel. Saluta già tutti, saluti tutti, almeno così ti fanno entrare in casa. Io saluto tutti quelli che non mi conoscono. Che non ti conoscono? Sì, tu dici perché? Perché quelli che mi conoscono, che li saluta a fare? 348 80 40 254 per le vostre fotografie, per i vostri saluti, per le vostre richieste musicali e per farci sapere che siete in tanti all'ascolto. Siamo rigorosamente dal vivo e quando dico siamo dal vivo, mio Sì. caro Gino, Tu mi è devi perché spiegare. siamo qui che stiamo facendo una cosa improvvisata comunque per loro a casa. Sì, Non c'è nulla di registrato. E dalle 5 che mi fa provare pezzi che non ho mai provato. Comunque tu mi È devi anche spiegare vero. una cosa. Dica Gino. Perché ti sei innamorato della mia musica anni 70, 80, 60, 70? Perché? Vabbè, Perché? vabbè, questa è una storia abbastanza lunga, ma te la faccio molto breve. Era il 1990, era probabilmente una delle notti di Natale. Mio papà mi regala una postazione da DJ là. dove mettevi i vinili. Ve le ricordate, amici, i vinili? Il 33 e il 45, che poi non ho mai Il capito bel rumore che faceva. perché il 33 è più grande e il 45 è più piccolo, ma sì. quello vabbè. E quindi io dovevo metterci i vinili dentro questa postazione col microfono, le lucine, tutta fatta di plastica, però erano gli anni 90, 1990. Vado nella collezione di vinili del mio babbo e trovo un vinile che era l'unico che era in italiano. Mio papà, amante della musica straniera, prendo questo vinile e guardo e c'erano i testi delle canzoni. Ho detto, ci sono i testi, così unisco le due cose, imparo a leggere e poi imparerò anche a cantare, no? Quindi metto il vinile, metto la puntina e inizio a entrare a far parte, inizia dentro me a entrare a far parte la musica dei Pooh, perché quel vinile era 25 anni la nostra storia, loro avevano appena vinto Sanremo. Bello. E ho detto, ma che bella questa cosa, provare a mettere la mia voce sopra il vinile, no? Quindi farmi sentire. E quindi a un certo punto ho detto, senti, sai cosa ti dico? Questo era Natale, 3 o 4 mesi, ho detto, organizzo, Eccolo i lì, vinili, perfetto. Organizzo qualcosa, no? Cerchiamo di guadagnare anche qualche soldino. Avevo esattamente 9 anni, ok? Come fare? Mia nonna e tutte le sue amiche
Mi dava già con le vecchiette lui. al pomeriggio Era già con le MILF. al pomeriggio venivano a casa mia e io organizzavo un concerto, praticamente cantavo sul vinile, quindi anche mia nonna diventò una fan dei Pooh, perché tutti i pomeriggi veniva insieme alle amiche, che secondo me al quarto pomeriggio ne avevano da 2 balle così, a ascoltare me che cantavo. Ma non solo, mi facevo anche pagare, Qui ci perché vorrebbe l'ingresso subito l'agenzia delle entrate. no, l'ingresso era 5.000 lire. 5.000 lire a venire a sentire Richetto Peiretti. Aspetta, spengo un attimo la luce per far vedere bene i 5.000 lire. Ve le ricordate, amici a casa? Una volta ci mangiavo la pizza e la birra. Esatto, questi sono i primi soldini che io conservo con cura, il 10.000 lire e i 5.000 lire del mio primo concerto che avevo 9 anni. Eccoli qua. Purtroppo le luci non mi permettono di farveli vedere bene, abbiamo dei riflessi delle luci molto potenti. Comunque questi qua furono i miei primi soldi. E sai qual è la canzone che apriva quei pomeriggi terribili per le amiche di mia nonna e mia nonna? Posso immaginare. Era questa qua. Adesso tutto è fatto ormai. Tu non sai la forza che mi dai, ma conosco i rimpianti che lasci. Tu conosci i miei. C'è chi si stanca di un uomo, di una donna, per amore che manca, per noia, solitudine o delusi dal tempo. So bene che per noi non fu così. Lascio una donna che crede solo in me. Tu distruggi un uomo che il suo mondo ha dato a te. Senza rispetto si parlerà di noi. Tutto questo io lo accetto. Non si vive un'altra volta, e questo per l'orgoglio mio di averti. Basta, non potranno mai fermarci. Dimmi che è così per te. Chi può ridarci gli anni persi, questo fino all'ultimo dei giorni. Niente del passato può sfiorarci, niente ci offenderà, nessuno al mondo si permetterà. Appartiene a noi la nostra vita. E che dire? Questa era la musica. E poi un ragazzo di 9 anni non poteva neanche capire
cosa stava cantando. Pensa che questa canzone poi mi ha accompagnato tutta la vita. Ogni volta che io cambio una storia d'amore, questa canzone diventa la colonna sonora dei giorni, no? Quando tu fai il passaggio, no? Da una storia d'amore finita a quella nuova, se tu ascolti questa canzone, lascio una donna che crede solo in me, tu distruggi un uomo che il suo mondo ha dato a te. Ragazzi, e quindi non bisogna poi darlo tanto. no, per A carità, sto nel punto, giusto. Mezzo. Senti, Dimmi. andiamo avanti con la musica. Andiamo avanti con la perché scaletta. quanti ne abbiamo oggi? Oggi ne abbiamo 4. Quindi ed è una data storica. è una data che tutte le volte che la sento, mio caro Gino, non mi resta altro che venire qua al pianoforte, Eccolo. perché se parliamo del 4 marzo non possiamo Nominare. assolutamente non fare Lucio Dalla. Dice che era un bell'uomo e veniva dal mare. Parlava un'altra lingua, però sapeva amare. E quel giorno lui prese mia madre sopra un bel prato. L'ora più dolce, prima d'essere ammazzato. Così lei restò sola nella stanza, la stanza sul porto, con l'unico vestito ogni giorno più corto. E benché non sapesse il nome e neppure il paese, ma aspettò come un dono d'amore fino dal primo mese. Compiva 16 anni quel giorno la mia mamma. Le strofe di taverna le cantò la ninna nanna. E stringendomi al petto che sapeva di mare, giocava a far la donna con un bimbo da fasciare. O forse fu per gioco, o forse per amore, che mi volle chiamare come nostro Signore. Della sua breve vita il ricordo più dolce, è tutto in questo nome che io mi porto addosso. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto io sono Gesù bambino. E ancora adesso che gioco a carte e bevo vino, per la gente del porto mi chiamo Gesù bambino. Ma che bravo Gino! Che bravo Enrico! Insomma ragazzi, 348 80 40 254 è il numero per le vostre richieste, i vostri messaggi. Sono contento di questo nuovo acquisto che ho qui vicino a me, perché andiamo a
10.000, 10 no troppe, 5.000, acquisto. 5.000 lire, vuoi 5.000 lire? Mamma che nostalgia, avete che voi nostalgia di questi soldini qua, mamma mia, che bello quando c'era la lira, ragazzi, che bello, si potrebbe anche forse pensare di tornare indietro, non è un errore. Un giorno o l'altro facciamo la canzone di Celentano, Svalutation. Sì, va bene, ci sto. Magari anche domani sera. Ricordo che domani sera ci siamo io, il Gino e Enzo al pianoforte. Quindi bella Svalutation, mi piace molto. Come dicevo prima, mi piace questo nuovo acquisto perché mi porta nel mondo del cantautorato. Ciò che in Casa Pieretti non c'era prima, adesso c'è. E andiamo proprio nel mondo musicale di Francesco De Gregori con un brano stupendo che si intitola Alice, per voi. Alice guarda i gatti guardano nel sole, mentre il mondo sta girando senza fretta. Irene al quarto piano eri tranquilla, che si guarda nello specchio, accende un'altra sigaretta. E Lili Marley, bella più che mai, sorride, non ti dice la sua età, ma tutto questo Alice non lo sa. Ma io non ci sto più, grido lo sposo e poi tutti pensarono dietro i cappelli, lo sposo è impazzito oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa, non è così che se ne andrà. Alice guarda i gatti muoiono nel sole, mentre il sole poco a poco si avvicina. E Cesare perduto nella pioggia sta aspettando da 6 ore il suo amore ballerina. E rimane lì a bagnarsi ancora un po', tra un di mezzanotte se ne va, ma tutto questo Alice non lo sa. Ma io non ci sto più, ai pazzi siete voi, tutti pensarono dietro ai cappelli, lo sposo è impazzito oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa, non è così che se ne andrà. Alice guarda i gatti girano nel sole, mentre il sole fa l'amore con la luna. Il mendicante arabo ha qualcosa nel cappello, ma è convinto che sia un portafortuna. Non ti chiede mai pane o carità, e un posto per dormire non ce l'ha, ma tutto questo Alice non lo sa. Ma io non ci sto più, grido lo sposo e poi tutti pensarono dietro i cappelli, lo sposo è impazzito oppure ha bevuto, ma la sposa aspetta un figlio e lui lo sa, non è così che se ne andrà.
Alice Francesco De Gregori, interpretata dal nostro Gino. Ginetto. Ti piace stare qui? Bellissimo, guarda. Io è 3 anni che te lo chiedo. Ma 3 anni, perché sai, lui abita qua vicino pure. Io mi devo far pregare. Lo so, infatti ti ho acceso un cero lì con la tua faccia, ho detto prima o poi verrà. Pubblicità, torniamo subito, nel frattempo scrivete. Ciao, a dopo. Ma aspetta regia, voglio ancora chiedere una cosa ai miei amici a casa, lo sai che è improvvisata, abbiamo fatto vedere la lira, vediamo un po'. Facciamo un piccolo referendum, vediamo se sono in tempo, un po' tardi per farlo, sono le 20:21. Voi tornereste alla lira? Sì o no? Facciamo un... Scrivete, voglio sapere i miei amici a casa se un referendum, se dai. vogliono tornare Sì, qui, sì, 10.000, sì, 5, 10. Sì. Dai, pubblicità. Scrivete. Via, vai. In questa seconda parte di Casa Peiretti, il leitmotiv della serata è diventato improvvisamente: voi tornereste o no alla lira, sì o no? Nel frattempo però diamo anche spazio alle richieste. Una richiesta è arrivata venerdì, La gelosia. Eccola qui. Dedicatissima. Non ho nessuno a parte te che mi ha tradito, come sai. Io mi sento un'auto che non ha più il motore, e mi sento un uomo che vivrà nel suo dolore, nel dolore, sono nel suo dolore ormai. Eppur mi sento forte, sai, sarà perché non odio mai. Di certo non dovrei soffrir così inutilmente, solamente perché hai detto sì, stupidamente, con il cervello assente. Amica mia, quanto costa una bugia, un dolore che dividiamo in 2 o 3 noi. La gelosia, quando arriva non va più via, col silenzio tu mi rispondi che, col tuo pianto tu mi rispondi che, coi tuoi occhi tu mi rispondi che lo sai. La gelosia, più la scacci e più l'avrai. Tu eri mia, dimmi se più non lo sai. Complicità, ma che gran valore ha. Sincerità, che fortuna chi ce l'ha. Tu sei geloso, Gino? Se mi danno... No, non è geloso. E qui il serpente è arrivato, e qui seduto in mezzo a noi. Lui ti mangia il cuore come fosse un pomodoro, così diventi pazzo tu. E come un toro, purtroppo non ragioni. Amica mia, quanto costa una bugia, un dolore che diviniamo in 2 o 3 noi. La gelosia, quando arriva non va più via, col silenzio tu mi rispondi che, col tuo pianto tu mi rispondi che, coi tuoi occhi tu mi rispondi che lo sai. La gelosia, più la scacci e più l'avrai. Tu eri mia, dimmi se più non lo sai. Complicità, ma che gran valore ha. Sincerità, che fortuna chi ce l'ha. E quindi tu non sei tanto geloso, Ma io della Utzinger, sì. De Michel, che Sì. ci ascolta tutte le sere, quindi salutiamo Sì, Michel infatti, Unzi che era infatti arrivano all'ascolto. anche i messaggi. Certo. Ma comunque ti dirò una cosa, se non sei geloso non ami. Dici che ci va un po' di gelosia in amore. Sì, se no... Interessante. Devi essere un po' pizzicato. E tu torneresti alla lira?
Subito, domani. Basta organizzare, iniziare a produrla e via. Domani. Via, come farei già al conio. Abbiamo detto prima del cantautorato, arriva un brano adesso proprio di De André, La guerra di Piero, che era stato richiesto. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono 1000 papaveri rossi. Lungo le sponde del mio torrente voglio che scendano i luci argentati, non più i cadaveri dei soldati portati in braccio dalla corrente. Così dicevi ed era d'inverno e come gli altri verso l'inferno te ne vai triste come chi deve, il vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso, lascia che il vento ti passi un po' addosso, dei morti in battaglia ti porti la voce, chi diede la vita ebbe in cambio una croce. Ma tu non lo udisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, e ad arrivasti a varcar la frontiera in un bel giorno di primavera. E mentre marciavi con l'anima in spalle, vedesti un uomo in fondo alla valle, che aveva il tuo stesso identico umore, ma la divisa di un altro colore. Sparagli Piero, sparagli ora, e dopo un colpo sparagli ancora, fino a che tu non lo vedrai esangue, cadere in terra e coprire il suo sangue. E se gli spari un fronto nel cuore, soltanto il tempo avrà per morire, ma il tempo a me resterà per vedere gli occhi di un uomo che muore. E mentre gli usi questa premura, quello si volta, ti vede a paura, ed imbracciata l'artiglieria non ti ricambia la cortesia. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato a chieder perdono per ogni peccato. Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che la tua vita finiva quel giorno e non ci sarebbe stato ritorno. Ninetta mia, crepare di maggio, ci vuole tanto, troppo coraggio. Ninetta bella, dritta all'inferno, avrei preferito andarci d'inverno. E mentre il grado stava a sentire, dentro le mani stringevi il fucile, dentro la bocca stringevi parole, troppo gelate per sciogliersi al sole. Dormi sepolto in un campo di grano, non è la rosa, non è il tulipano che ti fan veglia dall'ombra dei fossi, ma sono 1000 papaveri rossi. Applauso Grazie, a Gino, grazie. Che emozione. Grazie Ho la pelle d'oca. Benissimo. Bravo, mi piace. Beh, grande brano innanzitutto, con delle immagini insomma toccanti, fanno pensare. Ottimo lavoro sempre del nostro Paolo. Bravissimo Paolo. Estendiamo l'applauso non solo a Gino ma anche a Paolo. Allora andiamo un po' a leggere i messaggi arrivati fin qui. Sono curioso se i miei amici a casa tornerebbero o no alla lira, che poi è una cosa che possiamo continuare anche domani, perché c'è chi ha risposto sì, c'è chi ha risposto no, magari domani chiediamo anche il perché. In base ai votanti faremo un... Ok, ogni sera è una felice emozione vedervi. Dani d'Alessandria, grazie Dani. Grazie Alessandria. Vada. Buona serata, siete sempre super. Enrico, bellissime canzoni. Viva Casaperetti, a voi tutti da Piero, l'alpino, con la foto dei amici con la mandrina del gruppo. La madrina del gruppo di Gressone. Scusa, di Gressone. Fammi vedere la madrina. Viva la madrina! Ciao madrinetta! Ma che bella la madrina. Bella. Nulla togliere ai due laterali, ma la madrina è sempre la madrina. Ciao Piero, grazie. Complimenti te Enrico e Gino. Grazie Ciro, grazie. Messaggio breve ma intenso, è proprio dice tutto. Dice tutto. Eccola lì.
Sesto Senso Cover Band. Un caro saluto ai nostri amici, a te Enrico e a tutto lo staff di Rete 7, i Sesto Senso. Eccoli proprio. lì, bravissimi ragazzi. Poi ci vediamo l'11. Ricordo che chi si fosse collegato solo adesso, Gino è la voce dei Sesto Senso, che sono un gruppo pazzesco che suonano i nomadi. Qui mi quindi appartiene, bravi. Ti vogliamo bene, nonno Gino, Ari ed Elodie. Un saluto ad Enrico da Ariel. Si è innamorata Ciao di te. Ariel, ciao, Si è ciao innamorata di Elodie. te. E il nonno Gino è una forza della natura. Buon inizio di canzoni, grazie per la compagnia. Ciao da Elena, grazie Elena. E andiamo avanti con i messaggi. Con un po' di ritmo sotto di noi. Ciao Enrico, hai cantato una canzone bellissima, Vagabondo. Bravo, bravissimo, ospite bravo, anche la regia compresa, bravi tutti. Grazie Maurizio, Grazie, Maurizio. Ciao Villa d'Ossola, ha piovuto a Villa d'Ossola. Qua Luserna non mica ancora smesso. Ehi là! Ciao Peiretti, ciao Enrico Peiretti, voglio fare un grande saluto ad Agostino Poggio per questa bellissima foto. Buona serata ad Antonio Primaceri di Rivalta. Ricordo che Agostino Poggio sarà qui non in veste di manager ma in veste di cantante mercoledì, quindi non vi perdete la puntata di mercoledì insieme a Valentina Branca, quindi sarà una coppiata nuova, una cosa nuova, magari, perché no, secondo me è anche vincente. Mica caro eri, 5.000 lire non so tanti, Vorrei vedere, no? Offrivo anche l'acqua. Perciò, c'era anche un bicchiere d'acqua a testa. Leggi tu perché io non leggo. Ciao caro Peiretti, ti invio la foto dei giardinetti di San Giacomo di Roburen. Potresti fare le canzoni del film di Bud Spencer, una qualsiasi. Un caro saluto da Alex. Ne ho fatta una un mesetto fa. Magari domani te la ripropongo, a meno che tu non sai qualcosa di Bud Spencer. No. Di un buggy, bulldozer, no. vabbè. Ciao, sono Luis, cantante della Queen Tribute Band. Mi fare sentire una canzone di Ligabue, ci vediamo presto lì da te. Viva Casa Peretti. Sì, perché vi dico anche la data, vi do questa news. Nel frattempo metteremo anche in programma una canzone per Ligabue per la prossima settimana. Il 20 di marzo ci sarà qui in Casa Peretti in diretta una cover band dei Queen, quindi andremo a ripercorrere la storia di questo grande gruppo. Un nuovo inizio settimana con voi. Buona serata Lilli da Rorà. Ciao Lilli, grazie. Good night. Ciao ragazzi, questa sera mi fate Ho difeso il mio amore? Nomadi, grazie, siete sempre grandi. Domani Sera sicuro. è già in programma. Domani mi è partita la cuffia, è già in programma domani. Ok? Però firma i messaggi perché qui sappiamo chi ringraziare. Ovviamente subito alla lira con interessi arretrati. Grata per l'ottima musica Luisa da Pavia. Quindi abbiamo un voto a 0 che tornerebbero alla nostra amata, forte, indipendente lira. Ciao ragazzi, sono Anna Di Chieri. Questa sera mi fate Ho difeso il mio amore dei no. Domani sera è giurata. Domani sera facciamo così, domani sera iniziamo proprio con quel brano lì. Quindi non potete perdervi Casa Peretti domani, Perché noi prepariamo le scalette in base alle richieste. Bentornato Enrico, bella voce Gino, buon inizio settimana. Grazie. Laila con la rosa. Laila con Madonna. Hai capito? Ti regala una rosa. Una rosa. E quella è rossa. Vada, legga. Grazie Enrico per aver condiviso con noi il momento in cui è nata la tua passione. Chi fermerà la musica? Alice, Chris da Torino. Ciao Alice, ciao Chris. La musica non la fermerà nessuno. Ci hanno provato in tanti, sì, ma però ci siamo noi. Ciao Enrico e Gino, simpatica e cara persona, lo dice Milena. Grazie Milena. Hai visto che stai entrando? Faccio colpo. Stai entrando piano piano nel cuore dei miei telespettatori. Poi il problema è andare a casa. Elodie sta ascoltando nonno che canta 4 marzo. Bravissima Elodie. Qua è tutta una eccola lì. Ma che bella che sei. Ciao Elodie. Ciao amore. Ciao. Messo così. Quando è che canta nonno? Eccolo qui. Adesso canta. Buonasera a tutti voi peirettini. Oggi c'è un ricordo di un grande e fantastico cantante, Lucio Dalla, un personaggio che rimarrà nel cuore di tante generazioni, lo dice Charlie, e noi siamo perfettamente d'accordo. Ebbene sì. Uno dei più grandi di sicuro. Viva Casa Peiretti, domani 5 marzo, compleanno di Lucio Battisti. Ci farete sentire una canzone qualsiasi? Scegli, non sbagli. Giovanna D'Alessandria. Faremo di più. Allora, domani non facciamo una canzone di Lucio Battisti, ma dopo i Nomadi l'inizio vi facciamo sentire 3 o 4 pezzi, uno dietro l'altro di Lucio Battisti, uno più bello dell'altro. Quindi Casa Peiretti, sapete già cosa succede domani. Ciao, è sempre un piacere ascoltare Gino. Buona continuazione Claudine. Ciao Claudine. Dal Veneto, Claudine. Ciao Claudine.
sì, no, l'ho incontrato una volta e ho detto, oh, ma non sono veneto, non è veneto, però mi piace così tanto. Non Eccola so qui. se è meglio la lira, ma sicuro il 50 lire rappresentava bene l'italiano medio che si martellava agli zebedei. Ma perché sapeva che saremmo finiti all'euro. Esatto. E allora io comincio da adesso. E comunque, solo e sempre complimenti per le bellissime canzoni, i nostri cantanti preferiti, Mauro, Roberta da Rivalta e Torino e Iside che miagola a tono addirittura. Vorrei un assolo, mandateci un assolo di Iside che miagola a tono e noi siamo i più contenti di questo pianeta. Grazie ragazzi. Ciao Gino, accendi il telefono da Vigone con No, non l'accendo il telefono, l'ho già spento. Spieghiamo perché, per chi non avesse visto la puntata precedente, eravamo in diretta, i suoi amici di Vigone l'hanno chiamato e gli ho detto ma rispondi, non è un problema. Buonasera, allora 4 marzo cantata come pochi prima di voi. Il richiamo di Enrico alla nostra vecchia liretta è semplicemente celestiale. Complimenti Franco da Citturin. Grazie Franco. Citturin, mi vado via. Grazie, insomma 2-3-0 siamo, Sì, gente sì, che sì, vuole sì. ritornare. Molti compositori hanno scritto brani per nomi di donna: Roberta, Marina, Gianna, Laura, Daniela, Teresa, Gloria. Vogliamo ricordarle per la festa della donna? Grazie Giovanni di Torino. Questo è un bellissimo assist che ci dai. Vedremo di fare qualcosa di carino. Serata favolosa, bravi ragazzi da Enrica di Pieve Vergonte. Sei già stato a Pieve Vergonte? Vicino A Pieve, sì. bellissima Pieve. Vai. Gran bella serata, bravissimi come sempre. Un saluto a voi, un bacione a nonna Bruna, stavo Che per devi- salutarla e sono quasi 95. Un salutone a mia Mamma sorella Enza mia. e Giancarlo da Marina, anche perché io mi sono fatto qua una scritta nella lavagna. Dopo i messaggi avrei salutato, ma lo faccio dopo. Ciao Auguri. Enrico Pieretti, molto bravo questo tuo ospite. Questa sera voglio approfittare per chiedere la canzone di Mino Reitano, Avevo un cuore che ti amava tanto. Grazie mille di Ecco. cuore, buona settimana Renata, sempre più. Dimmi che la sai. Sì, perché era anche un mio compaesano. E perciò- allora domani abbiamo la proviamo. proviamo al pomeriggio, Sì, vieni alle sì, 2 sì, e sì, poi ecco. ciao, complimenti per la vostra musica. Avrei una richiesta: la cura del maestro Battiato, grazie mille. Casa Pieretti Rock, va bene, la mettiamo in programma domani sera. Ragazzi, ci state facendo un mega favore, abbiamo già scaletta per domani. Al di là del ricordo romantico della lira, che credo generi ricordi positivi in tutti, noi temo un suo ritorno io credo che un suo ritorno non sia gestibile e sopportabile nella nostra economia, vedasi Brexit eccetera. Detto questo, per me cambierebbe poco da non tenere un euro a non tenere una lira, la differenza è nulla. A tal proposito potresti farmi non tengo dinero No, ma non tengo una lira vuol dire perderne pochi, non tengo un euro ne perdi tanti. Bravo, sì alla lira, va bene, grazie. Regia, ferma, siamo in ritardo, regia, siamo in ritardo, vieni in onda. Grazie nel frattempo Henry ha lanciato il referendum, ovviamente torneremo alla lira, sì, torneremo alla lira immediatamente, lo dice subito, ma non si sa chi lo dice. Vieni in onda regia, vieni a me, assolutamente tornerà alla lira, ma soprattutto ai tempi della lira. Chi era? Non sono riuscito a leggerlo, vabbè. Devo fare Dido da Novara. Ciao Dido, devo fare un grande saluto e un abbraccio a una persona che ci guarda tutte le sere, che ha 94, quasi 95 anni, e io voglio dare, e quando faccio così, aspetta, devo fare le cose bene, io voglio dare questo bacio a nonna Bruna. Guarda nonna Bruna, ciao a tutti. Complimenti nonna Bruna, continua a seguire Casa Pieretti. Il mio è solo un arrivederci, perché fra 3 minuti torniamo, ok? 3 minuti esatti, pubblicità. Cammina, quante strade, partire, ritornare, rimangono nel cuore e nella mente. Cammina, quante scarpe consumate, quante strade colorate. Cammina, tante dimenticate, ritmo del lavoro, segnate dalle ruote di antiche età dell'oro, vicoli tenebrosi, tra bidoni e fango, viali peccaminosi. Cammina, verso ogni direzione, attraversano città, sorprese da un lampione, poi per
perse nell'oscurità, strade sospese tra terra, mare e cielo, aspre e sinuose, abbracciate dal gelo. Cammina, cammina, quante scarpe consumate, quante strade colorate. Cammina, cammina. I nomadi. Bianche scorciatoie danzano nei prati, si introno nei monti, ricordano passati, vanno a ponente, corrono fra il grano, vanno ad oriente per perdersi lontano. Cammina, cammina, quante scarpe consumate, quante strade colorate. Cammina, cammina. Vanno verso nord, disegnano confini, scendono poi a sud e segnano destini, rimangono nel cuore quelle strade sotto il sole. Bello ritornare, ma andare forse è meglio. Cammina, cammina, quante scarpe consumate, quante strade colorate. Cammina, cammina. Alla voce Ginetto, bravo Gino, Grazie, bravo. grazie, E a grazie, proposito di Enrico. richieste, è arrivata venerdì, gentilmente fateci ascoltare un brano di Sanremo e vediamo di farvelo ascoltare, però così come è nato. Dal Wiwo. Sono sempre la ragazza che per poco già si incazza, amarmi non è facile, purtroppo io mi conosco, ok ti capisco se anche tu te ne andrai via da me. Col cuore ti ho spremuto come un dentifricio e nella testa fuochi d'artificio. Adesso vado dritto ad ogni bivio, va bene sono pazza che c'è, io sono pazza di me e voglio gridarlo ancora. Non ho bisogno di chi mi perdona, io faccio da sola e sono pazza di me, mi sono odiata abbastanza. Prima ti dicono basta, sei pazza e poi ti fanno santa. Io cammino nella giungla con gli stivaletti a punta e ballo sulle vipere. Non fa male la coscienza e mi faccio una carezza perché non riesco a crederle. Col cuore ti ho spremuto come un dentifricio e nella testa fuochi d'artificio. Se giro è tutto quanto un manicomio, io sono la più pazza che c'è, io sono pazza di me e voglio gridarlo ancora. Non ho bisogno di chi mi
da sola, e sono pazza di me, mi sono odiata abbastanza. Prima ti dicono basta, sei pazza e poi ti fanno santa. E adesso andiamo a leggere tutti gli altri messaggi arrivati fin qui. Vai regia! Assolutamente tornerei alla lira, ma soprattutto ai tempi della lira. Dido da Novara. Grazie Dido, grazie, sì. Belli quegli anni, eravamo ricchi senza essere ricchi. Ciao Enrico, ciao Gino, una voce bellissima. Noi torneremo volentieri alla lira, aveva un altro valore. Buona serata a tutti, regia compresa dalla Family Fava. Ciao Fava, grazie. Ciao Fava. Ma sai che mai facessero un referendum? Lo vinciamo subito. Ma ritornerei alla lira, vedi, lo dice anche Dani D'Alessandria. Ma perché non possiamo fare? Facciamo partire da casa Peretti un referendum italiano. Io faccio la parte di Silvio, sai che allora dice meno male che Silvio c'è. Invece? Meno male che Gino c'è. Va bene, ci sto. Certo che tornerei alla lira, ma anche i prezzi dei prodotti dovrebbero adeguarsi alla lira, altrimenti sarebbe inutile fregatura. È stato il cambio fatto vero. male ad un certo signor, signor Prodi, mi sembra, sì, che abbia fatto il fenomeno. Insomma, sì, poco vantaggioso, però chi lo sapeva, ai tempi era facile parlare a distanza di 24 anni. Beh, noi che abbiamo vissuto la lira, sì, era più facile. Che dire, lira era meglio. Da Rosy e Carlo un ciao dalla Valsesia con la neve. Ciao ragazzi, grazie. Ciao Rosy, ciao Carlo. Io ritornerei alla lira, staremo tutti meglio. Sì, ti do ragione. Cosa ti devo dire? Beh, comunque, vogliamo tornare alla lira? Siamo in 3 vostre ascoltatrici. E siamo già 5. No, ma come vi chiamate? Dai, che bella questa cosa, però. Scriveteci: Enrico, bella la maglietta di Bud Spencer, la vuoi? Mercato della Crocetta, non posso dire. No, 2 anni fa, quindi non è più pubblicità, non c'è più. Non ho parole per ringraziarti, Enrico. Un abbraccio a te e a Marina, Enza, Giancarlo. Complimenti a voi tutti. Mamma Bruna, hai dato bacino. Mamma Bruna, ci stava il bacino, mamma Bruna. E poi andiamo a leggere gli ultimi messaggi di questa serata bellissima di casa Peiretti. Mi chiamo Cristina Grasso. Puoi fare una canzone di Gianni Morandi? C'è un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stone. Domani sera. Grazie. Salutiamo tutta Biella. Domani sera la mettiamo in programma con tanto di dedica. Domani sera è un brano che faremo pianoforte e voce, visto che abbiamo il nostro pianista Enzo Allasino. Sabato ho avuto il piacere di conoscere Alessia Chelucci. Oltre ad essere brava è anche bellissima. Dal vivo ancora di più. Complimenti ragazzi, lo dice Roberta. E noi salutiamo Roberta. Grazie, Roberta. Salutiamo anche Alessia Chelucci. Facciamo un applauso anche a Alessia. Un abbraccio, un bacio a Juanita. Non so se potete leggere anche questo di messaggio, ma Cammina mi emoziona sempre perché mi ricorda mio figlio che da bimbo la cantava sempre dicendo quante scarpe succumate. Era già un nomadista. Bravo. Quante scarpe succumate, è bello. Ma i bimbi sono fantastici. Vabbè, c'è Elodina che dice io cagabondo. No, io cagabondo? La musica è quel viaggio nell'anima, tocca il cuore, il ponte tra noi e l'infinito, immortale, la sinfonia degli angeli a noi mortali. Ragazzi, questa frase me la studio bene nella replica perché voglio capirne di più. Molto bella però. Ciao Enrico, stavolta i complimenti te li faccio a te. Oh, sei un grande, hai fatto la Bertè in maniera eccellente. Bravo Max76. Gli mancavano solo i capelli, poi era uguale. I capelli blu. Sì, i capelli blu. Vedi che c'è sempre qualcosa che... Eccoci, vediamo un po'. Eccolo. Ciao Enrico Beretti, hai ragione, con la lira ma si stava benissimo. Comunque vorrei tornare alla lira. Buona serata a tutti voi, lo dice Antonio. Ciao Antonio, grazie. Complimenti Enrico e Gianettu, Gabibbo. Gabibbo, anche non so chi sia Gianettu. Non so chi è Gianettu, però Gabibbo. Vabbè, ciao Gianettu, grazie. Non è che era riferito a te. Non lo so. No, Io tornerei alla lira, lo dice Enrica. Grazie Enrica. Domani ne approfondiamo di più e voglio capire. Sì, domani apriamo un summit. Domani faccio un collegamento Skype con Salvini e le dico guarda un po' quanti messaggi arrivano, vedi un po' tu.
Andiamo avanti con i messaggi. Ciao a tutti amici Casaperetti, ciao Enrico Gino. Io non torno più indietro alla lira, preferisco l'euro. Per quanto riguarda la canzone di Andrea, l'hai cantata divinamente. Enrico da Collegno. Grazie. Vedi, c'è anche chi è contento dell'euro, com'è d'altra parte sì. un filo rouge, quindi quando facciamo delle domande a casa dividiamo anche le loro opinioni. Sì, caro amico Enrico, io ho nostalgia della lira perché mi fa ricordare i tanti sacrifici vissuti dai miei genitori, lo dice Miki da Novara. Già. Hai ragione Miki. Insomma, non so se succede anche a voi come succede a me, poi chiudiamo perché siamo in ritardo. Ma tu quando vedi un prezzo in euro, fai ancora il conto di quante lire erano? Ormai non più. Non lo fai più? E questo qui bisognava farlo all'inizio. Ma io invece lo faccio ancora adesso, soprattutto se i prezzi sono alti. Secondo me bisognava guarda farlo lì all'inizio, perché tu magari c'era 100, non si capiva subito, no? 180.000 lire un cappotto, 90 euro. L'hanno scalato. Invece no. Invece quando vedo una pizza margherita, abbiamo chiuso, no? Quando vedo una pizza 5 a euro. 15 euro dico, era 30.000 lire. Ciao a tutti, grazie, ciao Paolo, ciao Gino, a domani. Ciao Enrico, ciao. Ciao.